La lingua siciliana. Un viaggio indietro nel tempo, attraverso le parole. Immaginate di passeggiare per i vicoli di Palermo, tra chiese barocche e mercati chiassosi, dove l'aria si riempie di vagnate, grida dei venditori. Il siciliano non è un semplice dialetto, è una testimonianza viva delle diverse culture che hanno lasciato il loro segno sull'isola. Esploriamo come la dominazione araba tra l'827 e il 1091 d.C. abbia lasciato una profonda impronta in questa lingua. In quel periodo la Sicilia si trovava in una posizione cruciale nel Mediterraneo, un crocevia di scambi e influenze. Gli arabi portarono con sé parole nuove, tecniche agricole innovative e persino delizie gastronomiche che ancora oggi arricchiscono la tavola siciliana. Pensate allo zibibbo, quell'uva passa dolcissima, o ai ceci tostati, a Calia. Piccoli esempi di un'integrazione culturale che si è radicata profondamente. E come non ricordare gli antichi sistemi di irrigazione e i giardini lussureggianti che hanno plasmato il paesaggio dell'isola? Ma la storia del siciliano non si ferma qui. Questo melting pot culturale si arricchisce con l'arrivo dei Normanni, che lasciano il loro segno in monumenti iconici come la Cattedrale di Palermo e il Castello della Zisa. Luoghi in cui lo stile arabo e normanno si incontrano, creando un dialogo architettonico unico al mondo. Osservate queste mappe antiche della Sicilia. Ogni epoca ha aggiunto una tessera al mosaico culturale dell'isola, e la lingua siciliana è il filo che tiene insieme tutti questi tasselli, riflettendo un'eredità complessa e affascinante. Concludiamo il nostro viaggio con un tramonto su un borgo siciliano. Le note di una musica tradizionale ci accompagnano, ricordandoci l'anima di questa terra. La lingua siciliana è lo specchio di un'isola che ha saputo accogliere popoli, lingue e culture diverse, trasformandole in un tesoro prezioso da conservare e tramandare. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio alla scoperta della Sicilia e della sua lingua. Seguiteci sulla pagina Sicily Island per lasciarvi incantare da altri racconti. Arrivederci a presto!